2000 chilometri attraverso i comuni della Sicilia per incontrare chi non ne può più di sprechi, corruzione, mafie e tasse inique. I forconi tornano in strada e dopo aver paralizzato la Sicilia lo scorso inverno promettono di nuovo battaglia. Non ci fermiamo, dice il leader Mariano Ferro, non possiamo rassegnarci a chi vuole consegnare l'isola all'arretratezza e alla povertà. Noi viviamo in una terra che potrebbe essere ricchissima e che invece una politica distratta e colpevole vuole condannare all'arretramento e alla povertà. Il tour a bordo dei furgoni è già iniziato. Giovedì scorso erano a Gela, Licata, Palma di Montechiaro, Camastra, Naro, Canicattì, Favara, Porto Empedocle, Sciacca ed Agrigento. Venerdì è stata la volta del Trapanese e ieri della provincia di Palermo. Un giro della Sicilia che non conosce soste e che oggi è transitata nel territorio nisseno per poi coprire tutte le altre province dell'isola sino alla grande manifestazione dell'8 luglio, quando ci sarà un presidio sulla Salerno-Reggio Calabria. La protesta dei forconi siciliani dunque arriva oltre lo stretto perché il problema delle tasse ormai insopportabili non è una questione siciliana. Vogliamo mandare un messaggio simbolico all'Italia, è tempo di svegliarsi e di agire per costruire un futuro ai nostri figli. La Sicilia è stata sfruttata, dice Ferro, e ora vengono a chiederci il conto dopo aver ridotto povera una terra che per le risorse che ha a disposizione potrebbe essere ricchissima. La classe politica si è dimostrata incapace, distratta, ma noi non ci rassegniamo alla povertà e a giudicare dall'attenzione e dal contesto che raccogliamo nei paesi siamo certi che in tanti la pensino come noi. La protesta aspetta solo qualcuno che la guidi.